Buona giornata a tutti cari amici sportivi di Media News TV. Siamo all'approfondimento sportivo curato dalla nostra redazione sportiva. Parlando del campionato di Serie A in apertura, se per lo scudetto ci è voluto poco per essere certi dove si andasse a parare, e cioè con l'8° scudetto consecutivo della Juventus, il quinto con Allegri in panchina, con il Napoli di Ancelotti che ha provato a tenere testa ai bianconeri prima di arrendersi, mettendo così in freddo la qualificazione Champions e poi volgendo lo sguardo all'Europa League per provare a vincerla. Diverso discorso invece per lo scudetto dei perdenti, ovvero la lotta per la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Roba da parecchi milioni di euro. La musichetta magica segna infatti il destino di società e uomini. E sono lì in diverse che lottano in pochi punti. Sono almeno 5 squadre nel volatone finale per le ultime 7 gare di campionato che chiude il 26 di maggio. Chi ha qualche vantaggio sulle altre sembra essere l'internazionale del giovane presidente cinese Zhang. Il pari dei nerazzurri con l'Atalanta non sposta di molto il vantaggio della squadra di Spalletti sulle altre a più 5 sulle quarte, ma tiene sempre viva quella dell'ex Gasperini che aggancia così il Milan al 4° posto per la prima volta nel corso di questa stagione. Si rialza la Roma del mister Claudio Ranieri che come sempre in casi estremi ha bisogno di aggrapparsi a qualche colonna. A Marassi infatti contro la Sampdoria è toccato ancora una volta a Capitan De Rossi segnare la rete che rimette in corsa i giallorossi per la Champions League. E poi ci sono i cugini biancocelesti, con il pari infatti all'Olimpico contro il Sassuolo le ambizioni sono un po' calate, ma fino alla fine la squadra di Inzaghi non mollerà di sicuro. Veniamo alle vicende isolane parlando della squadra di tutti i sardi, il Cagliari di Barella e soci. La strada verso la salvezza è stata tracciata dai rossoblù in modo chiaro dal giocatore più talentuoso, adesso un campione anche di concretezza. Terzo minuto della sfida contro la Spal, bordata dal limite dell'area del trequartista che Viviano, portiere della formazione ospite, ha respinto come ha potuto, favorendo la volée vincente di Faragò. Un quarto d'ora di gioco del secondo tempo, poderosa accelerazione di Barella verso l'area avversaria, dalla quale è scaturita la punizione che ha fruttato il gol vincente dell'Ariete Pavoletti. I tifosi hanno trattenuto il fiato quando hanno visto la Spalla assumere il controllo del gioco. Il Cagliari invece ha ragionato con realismo, gettando le basi per la vittoria. E qui i meriti vanno equamente suddivisi fra tutto il gruppo rossoblù guidato con saggezza da Maran. Allontanato il rischio della beffa, il Cagliari si è potuto perfino sfogare in un finale di gara di nuovo scintillante nel quale ha sfiorato in diverse occasioni altri gol. E pazienza se si è concessa anche qualche sbavatura difensiva, il pubblico meritava di divertirsi ed è stato così ampiamente accontentato. Andiamo ora a sentire le interviste che abbiamo raccolto a fine partita con i protagonisti. La linea che può andare alla regia. Una vittoria che vale doppio, una vittoria che fa gioire tutti i nostri tifosi, fa gioire tutti quanti noi. È una vittoria che in questo momento ha comunque un sapore particolare, perché era la terza partita in 9 giorni, venivamo da una sconfitta in casa contro la Juventus che insomma, ha concesso poco a tutti e volevamo ribadire quanto vogliamo correre e ci siamo riusciti secondo me, abbiamo vinto una partita con merito, con grande legittimando il risultato soprattutto nella seconda parte. Sicuramente il gol subito in quel modo, la prima situazione, si è un po' rallentato, ha fatto venire qualche fantasma probabilmente. Invece poi tra il primo e il secondo tempo secondo me siamo riusciti a ritrovare lucidità e andare in campo. Secondo me i ragazzi sono stati bravi perché hanno interpretato la partita come
Gli avevo chiesto, ma al di là di questo hanno messo una personalità nel farlo che ha fatto sì che risultasse tutto più semplice, ma non era semplice. Mi dispiace sono contento per Paolo, perché c'era andato vicino molte volte e oggi ha trovato il gol, sono contento per lui. Mi dispiace perché Paolo poteva essere i 2 le reti, peccato che sia stato giudicato irregolare, ma lo terrà per altre occasioni. Dobbiamo essere bravi a riportare tutto questo spirito e portarcelo, adesso deve essere il nostro compagno di viaggio fino alla fine. È una partita molto difficile contro una squadra che in questo momento forse è tra le più difficili da incontrare, però noi ci dobbiamo andare con la testa giusta e poi tirare fuori prestazione, poi vedremo. Una vittoria fondamentale in uno scontro diretto, quindi è ancora più importante, e adesso sappiamo che ci mancano 4 punti, è quello che è il nostro obiettivo stagionale, e cercheremo di prenderne 3 subito domenica col Torino. Più che altro ne parlavo in settimana, forse con Cerri, dicevo che comunque ho sempre fatto qualche gol negli anni precedenti e quest'anno un po' per imprecisione, un po' per sfortuna non ero ancora riuscito a sbloccarmi e quindi è stata l'occasione buona quella di oggi. Sì, i nostri tifosi ci stanno sempre vicini e oggi sono stati un valore aggiunto per noi e soprattutto dopo un po' di difficoltà del primo tempo, il secondo tempo ci hanno davvero caricati e ci hanno mandato all'attacco facendoci trovare il 2-1. Adesso domenica sono sicuro che arriveranno in tanti a supportarci anche a Torino e cercheremo di dargli una gioia anche in trasferta. Sì, si voleva, dai, era importante, bella, così combattuta con una squadra vera, viva e ancora veramente c'è più soddisfazione per questa vittoria. Non mi piace accontentarmi, questo è sicuro, infatti già queste 2 o 3 domeniche che non ero riuscito a fare gol, c'avevo più rabbia, forse c'ho più rabbia ora di fare gol che nei mesi precedenti, quindi spero di avere un buon filotto, insomma fare quei gol anche con punti che ci fanno stare bene a tutti. Sfida difficile, sappiamo, però insomma volevamo questa vittoria, ora ce la godiamo un attimo, poi ci prepariamo per Torino, il Frosinone, che insomma dobbiamo fare punti in tutte e 2 le partite per avere la matematica salvezza. Cari amici, rientrando in studio veniamo ai campionati esteri parlando della Premier League inglese. Nella 33esima giornata l'Arsenal frena e perde fuori casa contro l'Everton per 1-0. Per gli avversari del Napoli nei quarti di finale dell'Europa League si tratta di un brutto KO in chiave qualificazione alla prossima Champions League. A decidere la gara del Goodison Park di Liverpool è stato Jagielka in gol al 10°. Ora l'Arsenal potrebbe essere scavalcato al 4° posto dal Chelsea, che oggi giocherà contro il West Ham, con una situazione di crisi fra il tecnico Sarri e il presidente Abramovich, che parla più con Gianfranco Zola che con il tecnico ex Napoli. Intanto il Liverpool è tornato in testa grazie alla vittoria in rimonta per 3-1 a Southampton. Long porta in vantaggio i giocatori di casa, Keita pareggia, poi l'1-2 di Salah ed Henderson fissa il risultato sul 3-1. Vittoria in trasferta anche per il Leicester, Burnley e Crystal Palace. Il Leicester ha vinto sul campo dell'Huddersfield per 3-1, il Burnley passa sul Bournemouth per 3-1 e infine il Crystal Palace sul Newcastle per 1-0. Cari amici, siamo alla pagina dedicata ai campionati regionali di calcio. In promozione girone A mancano 2 giornate al termine della fase regolare e il La Palma, vittorioso ieri sull'Orolese col punteggio di 1-0, occupa la prima posizione con 65 punti, inseguita a 2 sole lunghezze dalla San Marco a Semini, che non è andata oltre il pareggio nella gara in casa contro il Sant'Elia. Un altro passo falso in questo finale di campionato per la formazione asseminese che, lo ricordiamo, aveva dominato a lungo il torneo e che sta ultimamente stentando nei risultati. Al terzo posto il Carbonia, ieri vittorioso allo Zoboli contro il Seulo per 3-1. La squadra di Fabio Piras, che ha ormai ipotecato la zona playoff, si deve forse mangiare le mani per aver buttato al vento in diverse occasioni in questa stagione dei punti preziosi. I biancoblù avrebbero forse potuto potenzialmente occupare una posizione più prestigiosa nella regular season.
ma tutto può accadere nella seconda fase dei playoff e i minerari hanno un gruppo ben quadrato e giovani di vero talento che nelle partite importanti saranno certamente in grado di fornire prestazioni di alto livello. Per quanto riguarda la Montepone Iglesias, ieri passo falso fuori casa contro l'Idolo. Dopo numerose vittorie, la formazione di Andrea Marongiu è uscita sconfitta nella trasferta ogliastrina, risultato che però non incide ai fini della classifica, visto il pareggio casalingo del Villa Massargia di Mister Murru per 1-1 contro il quotato Arborea. Per chiudere con le formazioni sulcitane, una citazione per il Carloforte del bravo Massimo Comparetti che, pareggiando ieri in casa contro il Sant'Elena, ha dimostrato, nonostante le grandi difficoltà in questa stagione, di onorare al meglio il campionato con una retrocessione ormai scritta da tempo. Amici sportivi, siamo in chiusura del nostro approfondimento odierno, naturalmente ringraziandovi come sempre per la cortese attenzione dalla redazione giornalistica di Media News TV Europe e da Renato Scano a tutti voi la più cordiale buona giornata. Seguiteci sempre sulla nostra emittente su internet, Facebook, YouTube e Instagram. La linea che va ora alla regia. Ciao a tutti!